Oggi taglio del nastro di Piazza dei Sapori, importante per rilanciare anche le attività insomma, del centro storico e ridare vita un po' a Piazza Bra. Qual è l'augurio che vuole fare con questa manifestazione? Ma l'augurio è che anche questa manifestazione, come tutte le altre tante iniziative che abbiamo messo in campo quest'anno all'interno dell'arena con veramente grandissimi spettacoli, con la lirica, poi la musica leggera di settembre, insomma anche la Piazza dei Sapori sia un'attrazione importante per far ritornare il pubblico, per far ritornare la gente in modo tranquillo, sereno, gioioso a vivere la nostra città, perché questo è un grande impulso, è fondamentale per le nostre attività economiche. Tra l'altro tutto è stato studiato secondo quelli che sono i protocolli sanitari, quindi in assoluta sicurezza, con un grande lavoro da parte degli organizzatori. Esposti ci sono i prodotti tipici dei nostri territori, insomma un momento di grande festa, e anche attraverso queste iniziative insomma far ritornare le persone che, devo dire, nelle ultime settimane hanno ricominciato a venire a trovarci, e questo era l'auspicio, quello che tutti noi volevamo. Tra l'altro il nostro territorio quest'anno è stato colpito, come tutta Italia, come tutto il mondo, dalla pandemia. Poi noi in più nelle ultime settimane insomma siamo stati colpiti proprio nel cuore dei nostri territori, nel cuore della nostra città, nel cuore della nostra provincia, con eventi atmosferici veramente che mai si erano visti prima, e quindi anche questo ha un senso, ha un significato, nel senso di promuovere i prodotti di una terra che è stupenda ma che purtroppo è stata ferita in queste ultime settimane, e che quindi ha bisogno di queste iniziative.